Settima corsa, premio Aren Electric Power, trasformazione green. Cavalli anziani sono in 9 al via dopo il ritiro del numero 5, 1 Ricameni, Marco Stefani, 2 Eurasi Lux, Gennaro Mitrano, 3 Scirocco, Edolo Cisano, 4 Roberto Griff, Antonio Greppi, 6 Vancouver Ongi, Vincenzo Luongo. Seconda fila, 7 Vitamar, Sandro Miraglia, 8 Velez Daghi, Roberto Andraghetti, 9 Viper Ping, Vincenzo Piscoglio, 10 Velia, Andrea Vitagliano. L'errore di Velez Daghi. Veloce Roberto Griff che prende il comando davanti a Ulrica Ameni, poi in terza posizione vediamo il 2 di Eurasi Lux, poi il 3 di Scirocco e il 7 di Vitamar, tutti in fila indiana. 15,3 i primi 200 metri. Ora Eurasi Lux va a chiedere strada a Roberto Griff e passa al comando dopo 300 metri. Lunga fila indiana, alla quale si ricongiunge anche Velez Daghi. Tanti 400 vanno via in 30 e mezzo con in vantaggio Eurasi Lux davanti a Roberto Griff. Poi vediamo il numero 3. Scusate, in vantaggio Ulrica Meni con Marco Stefani, è passato al comando 600 metri in 46,7 davanti al numero 4 di Roberto Griff, mentre Eurasi Lux, che era terza alla corda, ora si getta di galoppo, mentre ripete l'errore anche Velez Daghi. Terza posizione 8, per Velez Scirocco, Daghi squalificato. poi il numero 6 di numero Vancouver Ongi in 2, quarta Eurasi posizione. Lux squalificato. Quindi è Marco Stefani con Ulrica Meni che è al comando e arriva al chilometro in 1,16,4. Poi Roberto Griff in seconda posizione davanti a Scirocco. In quarta posizione lungo la corda Vitamar, poi Vancouver Ongi che ha spostato al largo, ma Ulrica Meni sembra andare per conto suo, retta di là, percorsa in 14,2 davanti a Roberto Griff. Poi all'esterno il numero 3 di Scirocco, infilato dentro da Vitamar, ma Ulrica Meni sembra aver messo un gap incolmabile. Ultima curva passata in 15,3. Passerella per Ulrica Meni, Marco Stefani, Pietro De Muru, la figlia di Ideale Luis, viene a dominare questa ultima corsa. Ulrica Meni, Marco Stefani, mentre per il secondo Vancouver Ongi tiene a bada il finale di Viper Pink al quarto Vitamar. 1,15 secco la media al chilometro per Ulrica Meni. Abbiamo Marco Stefani con la giubba dei colori del signor Daniele De Muro, Pietro De Muro al training, la figlia di Ideale Luis, Island del Rio, viene a confermare l'ultima recente vittoria milanese e vince la bella quota di 5,98. È tutto per la serata di questa sera all'Ippodromo del Savio, l'appuntamento è per domani.